sono già stati identificati, quindi li abbiamo già, domani li inviteremo in comune, ma per me non c'è nessun problema, cioè non è che voglia sì, punirli o fare... Pagano, pagano e chissà che lo capiscano così, perché altrimenti non lo capiscono, e se non pagano loro pagheranno i genitori, insomma qualcuno che ha paio di euro da mettere, che non sono un paio di euro perché costano molto queste giostre qua. Non sono neanche tutti residenti di Spresiano, ma sono persone anche già note, quindi tranquilli che li abbiamo già beccati. Ai responsabili è andata male, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni movimento e hanno permesso di identificarli nel giro di poche ore. Ad agire è stata una baby gang composta da 4 o 5 ragazzi. Nel mirino dei vandali è finita la giostra del parco vicino alle poste in via Bragadin, il castello con scivolo, punto di ritrovo per decine di bambini, danneggiato da un incendio doloso e imbrattato con scritte. Come se non bastasse, durante la loro permanenza nel parco i giovani si sono persino tagliati i capelli per gioco, lasciando sul posto ulteriori elementi utili alle indagini. Mi hanno detto che si sono tagliati i capelli, mi hanno detto che li hanno visti tagliarsi i capelli, cioè questi si tagliano i capelli e il giorno dopo i bambini vengono a giocare. Un gesto che ha lasciato rabbia e amarezza tra i residenti di Spresiano. Si fa rabbia perché comunque non sono cose di proprietà, perché uno con le cose sue se vuole anche distruggerle appena comprate lo fa. Noi abbiamo appena sistemato i parchi, abbiamo speso 150.000 euro tra appunto sistemazione e installazione di nuovi giochi. Vederseli trattati così. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, la giostra resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Tra le scritte comparse sulla giostra vandalizzata ce n'è una quasi evocativa che non passa inosservata. Le ferite più grandi non me le sono fatte cadendo, ma abbracciando le persone sbagliate.